Buongiorno professor De Carlo, la ringraziamo per la sua disponibilità, per la disponibilità che in un momento storico come quello che stiamo vivendo lei manifesta nei confronti non solo di Veneto Welfare ma anche della Regione Veneto. Diciamo che l'obiettivo della giornata, dell'intervista, è quello di tracciare il futuro del welfare, ma probabilmente iniziare a riflettere anche su quelli che possono essere i presupposti di uno sviluppo, di una nuova società con caratteristiche diverse dal passato. È indubbio che, ed è stato ripetuto più volte, che questa pandemia, questo Covid-19, è un evento di tale impatto da determinare un cambio epocale. Alcune domande le porremo nei suoi confronti di contesto per tracciare questi possibili scenari e poi in base alla sua specifica competenza da ordinario, da extraordinario, universitario, noi cercheremo di trovare anche quello che è un tema strategico, cioè la fiducia sul futuro. Quindi la prima domanda che ci sentiamo, se lei ci permette di porre, è come conciliare sicurezza oggi e produttività aziendale? E nel contempo, secondo lei, quali sono le principali conseguenze che ciò comporta per i sistemi di welfare, ma soprattutto per le politiche del lavoro? Intanto grazie della fiducia e dell'attenzione che stiamo riservando, vi parlo anche come cittadino, al problema, a questo tema, perché sta in noi immaginare delle costruzioni ragionevoli e plausibili su quello che sta avvenendo. E chiaramente il reale l'abbiamo attorno, abbiamo bisogno di ragionare in termini più ampi, anche etici, quindi mettendo sul piatto della bilancia valori quali la salute, ma anche la libertà, ma anche la libertà di frequentare gli altri e il rischio che per la salute ciò comporta, e chiederci quanto possiamo permetterci di rischiare, perché una certa quota di rischio c'è sempre, per fare ripartire le attività lavorative e produttive, e questi sono mondi, diciamo, di valori su cui ciascuno oggi è chiamato a riflettere, al di là delle sollecitazioni e delle direttive che vengono. Quindi la cosa, a mio avviso, forse più epocale in questa situazione è che la persona si trova a dover riflettere profondamente, attentamente, sul senso, sul significato di quello che fa e di quello che non fa, di quello che può fare e di quello che non può fare. Quindi la persona, da questo punto di vista, sarà sempre più al centro di questo insieme di riflessioni, e questo comporterà evidentemente anche la scelta di strategie in parte diverse, in parte invece simili alle strategie di welfare, di impegno, di salvaguardia personale che teneva in passato. A proposito di questo, professore, quale senso avrà investire in futuro su temi che la Regione, insomma, poi le parti sociali stanno ritenendo, hanno ritenuto per anni strategici, come la previdenza complementare e la sanità integrativa? Ma soprattutto, secondo lei, come si orienterà la fiducia nelle nuove generazioni? Guardiamoci attorno. Noi abbiamo un sistema pubblico che cerca di gestire una situazione assolutamente nuova e particolare, dichiarando una serie di benefit che dovrebbero compensare le
difficoltà che le persone oggi stanno incontrando. In realtà oggi, e il nostro è un paese di risparmiatori, in realtà oggi ci si rende conto, per molte professioni, quelle non protette, che alla fine del mese sono sicure di ricevere un salario, uno stipendio. Da parte di queste persone oggi si sviluppa fortemente la consapevolezza che la persona dovrà far fronte, la singola persona, quindi quando parlavo prima di centralità della persona, etica ma anche economica, dovrà far fronte con le sue forze, finché non arriveranno questi aiuti, questi benefit, alle sollecitazioni e ai bisogni. E a questo punto si chiede, ma se avessi risparmiato magari qualche cosa di più, paradossalmente in un paese di risparmiatori, perché il nostro è un paese di risparmiatori, se avessi attivato qualche assicurazione sul blocco del lavoro, da discutere poi che questa avrebbe potuto funzionare data la stranezza della pandemia, ma porrà il problema in un certo senso di anche autodifesa per il futuro da parte del singolo, il che potrebbe costituire uno stimolo alla individuazione di strumenti aggiuntivi, innovativi e migliorativi per far fronte a difficoltà di questo tipo, perché a questo punto, se scopriamo queste pandemie non solo sono possibili, ma sono anche replicabili con altri germi, magari altri virus, con altre affezioni, evidentemente diventerà uno dei problemi, anche questo, della nostra società. Quindi immaginare una sorta di comunicazione mirata sulla necessità, opportunità di cambiare la società e anche di incrementare le possibilità di sicurezza, per le ragioni che dicevo prima. In tutto questo, quanto inciderà il timore, la paura, l'eventuale scontro intergenerazionale tra esigenze e prospettive diverse? Perché potremmo pensare a quali azioni a breve termine mettere in piedi, ma soprattutto a lungo termine, secondo lei? Io credo che delle possibilità di investimento in periodi di difficoltà derivanti da cambio lavoro, ma anche da restrizioni nel lavoro, quali quelle che stiamo vivendo, ma anche di notevole minor lavoro che potremo avere in futuro, perché anche questo non è da escludere, che dunque delle possibilità di investimento per reggere nelle situazioni di difficoltà dovrebbe essere comunicato. Queste possibilità dovrebbero essere individuate, elaborate e comunicate. Naturalmente difficile in questo momento dire investi in questo, investi in quest'altro, perché siamo tutti impegnati, credo, nel vedere che cosa sta succedendo e nel far passare questo periodo così confuso. Però a breve termine e a medio termine riflettere sulla alternanza lavoro-non lavoro maggiormente e cercare delle soluzioni perché questa alternanza lavoro-non lavoro sia produttiva e possa essere comunque
gestita in maniera dignitosa, senza intaccare la qualità della vita, la qualità della gestione, diciamo, anche economica della propria famiglia, di se stessi, per questo credo che sia necessario. Se lei, professore, dovesse dare un consiglio alle nuove generazioni, dall'alto, insomma, dei suoi più di 40 anni di esperienza di ordinario universitario, alla luce di quello che abbiamo vissuto in quest'ultimo periodo, che cosa si sentirebbe di, in qualche modo, consigliare, orientare? Per chi ci ascolterà, insomma, professore. La ringrazio dei 40 anni di ordinariato, che in realtà anch'io sono stato in questi anni un precario e una persona ovviamente alle prese con varie difficoltà. E il consiglio è di essere, diciamo, preparati a questi alti e bassi della vita e cercare per quanto è possibile di costruire però dei programmi B, C, D, diciamo, di azione e anche risorse A, risorse B, risorse C, a cui fare riferimento per vivere senza troppe ansie e con maggiore speranza gli inevitabili alti e bassi della vita che stiamo sperimentando anche in questi giorni. Grazie professore per la disponibilità. Veneto Welfare continua con le interviste, un po' degli opinion leader, dei soggetti maggiormente rappresentativi a livello regionale e nazionale, per cercare di dare quello che è poi un aiuto a questo nuovo scenario che si sta sviluppando in Regione Veneto, ma nel contesto nazionale, europeo e mondiale. Grazie ancora professore. Grazie a voi, grazie a voi, a presto.